Una vita a dare la caccia ai criminali nazisti. È arrivata in Sardegna per la prima volta l'attivista Beate Klarsfeld a Cagliari per un convegno sulla Shoah. Rossella Romano. La Shoah raccontata da Beate Klarsfeld non è solo la testimonianza degli orrori dell'Olocausto. Beate Klarsfeld è nota innanzitutto come cacciatrice di nazisti. In visita per la prima volta in Sardegna in qualità di presidente onoraria dell'Associazione Memoriale Sardo della Shoah, l'attivista tedesca è diventata internazionalmente nota per la sua battaglia di giustizia contro il nazismo insieme al marito. A Parigi ho conosciuto mio marito Serge, di religione ebraica. Fu terribile per me scoprire che suo padre fu ucciso dal mio stesso popolo e da quel momento ho sentito il grande peso della responsabilità morale e storica della Germania sulla Shoah. Inizia così un lungo e intenso lavoro di indagine che porterà alla cattura di tanti criminali nazisti negli anni 70 e 80, mentre oggi continua il suo impegno civile e politico portando la sua testimonianza tra i giovani. È importante che i giovani continuino a riflettere sui terribili crimini commessi dai nazisti contro gli ebrei. Abbiamo lanciato l'altro giorno e anche qui adesso in questa iniziativa l'idea alle istituzioni di lasciarci un'ala del carcere di Buoncammino che sta venendo svuotato in questo periodo per farci appunto la sede effettiva di questo museo. Più che ad un museo espositivo miriamo a creare un centro studi sulla Shoah. Spero di tornare presto a Cagliari per l'inaugurazione di un museo del memoriale della Shoah anche in Sardegna.